Io ho sempre il compito molto grato di concludere queste serate. Allora, prima di tutto con i complimenti a tutti quelli che hanno cantato e lavorato per questa serata, quelli che sono sul palco, chi è dietro le quinte, tutti gli insegnanti di musica sono stati ricordati prima. Io devo ancora pagare i debiti con l'insegnante di prima media, Elena Cazzuffi, che ha sistemato un po' le preghiere, le frasi, il PowerPoint, eccetera. Don Paolo Zaramella, che non so se ci sia, insegnante di religione, e la vicepresidente Federica Rigobello, che ha diretto un po' tutta questa parte con la regia, insomma. Grazie di cuore. E collaborando chiaramente comprendendo gli altri insegnanti che hanno favorito, permesso, incoraggiato, aiutato, e lavorando in squadra è più facile anche fare le cose fatte meglio. La seconda cosa obbligata in questi momenti è dire ai ragazzi che diamo appuntamento a prossimi traguardi. Se credo, maestro Squarcina, che almeno metà dei ragazzini delle medie fossero le prime settimane che usano uno strumento, questi sono già ormai più navigati, perché il terzo e quarto anno liceo musicale, pensate che quest'anno li portiamo in Ungheria a fare spettacolo, sentiremo il Danubio blu che diventa di tutti i colori, perché arrivano loro e faranno uno spettacolo straordinario e poi ospiteranno a loro volta alcuni ragazzi ungheresi qui. Io, senza fare troppe chiacchiere, voglio chiudere con gli auguri di tutto cuore. Un augurio per Natale e uno per il nuovo anno. L'augurio per Natale vado in prestito dal Papa Francesco con una frase che trovate sulla prima pagina della sua ultima lettera all'esortazione apostolica. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la speranza. Anzi, ho sbagliato, la gioia. Nasce e rinasce la gioia. Mi piace quel sempre nasce e rinasce, perché in qualsiasi situazione della vita il Natale porta il Signore, quindi porta la vita nuova, porta speranza, porta gioia, porta tutto quello che chiediamo. Un augurio per il nuovo anno, anche questo sarà veloce. È un pensiero che mi ha fatto una persona e che elaboro un po'. Visto che non possiamo allungare la vita, perché non dipende da noi, cerchiamo di allargarla. E quindi vi auguro un 2014 largo e allargato di vita piena, amicizia, affetti, letture, conoscenze, strumenti, spettacoli belli, conoscenze di persone, spiritualità anche, approfondimenti della fede, tutto quello che allarga, fa più bella, fa più ricca la vita. Ve lo auguro di cuore e mi permetto di fare questo augurio a tutte le famiglie, a tutti voi qui presenti, anche a nome di tutti i colleghi e professori e di tutto il personale del Barbarigo. Buon Natale, buon anno a tutti e complimenti ancora ai ragazzi.